che dissi la gata. A stile guardo mondo e dentro mondo si perde e che tempesta in notte mare diventa. La giornata del rifugiato è un messaggio forte di consapevolezza dei valori fondanti della nostra Costituzione. L'Associazione Acquarinto, da anni attiva in questo campo, ha scelto oggi di celebrare l'annuale manifestazione utilizzando la rete e dimostrando come sia attivo un sistema interconnesso gestito dall'associazione stessa, che opera con procedure, strumenti e programmi finalizzati a tradurre la multiculturalità di cui i richiedenti asilo sono portatori in pluralità di spunti che diventano momento di crescita e riflessione. È stata l'ONU, il 4 dicembre del 2000, ad indire la ricorrenza in occasione del 50° anniversario della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati che, tra le altre cose, così recita: rifugiato è colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenente ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese. Dunque i richiedenti asilo scappano da conflitti, da persecuzioni, da continue vessazioni che tanti che restano pagano con la vita. L'Associazione Acquarinto, retta dal presidente Donato Notonica, oggi attraverso questa trasmissione celebra la giornata, raccontandoci i protagonisti, le storie, le motivazioni, le difficoltà, le speranze, le delusioni di tanti che hanno dovuto abbandonare la loro terra natia e gli affetti. Hanno scelto di andare verso un futuro che, dal viaggio all'approdo sulle nostre coste e nel suo prosieguo, non offre alcuna certezza, ma che si nutre di una sola forte speranza, in nome di un'unica razza, quella umana: sopravvivere a morte e oppressioni, o almeno tentare di farlo. Buonasera da TVA, una puntata speciale giorno 20 giugno, è la giornata mondiale del rifugiato. TVA ha voluto parlarne approfonditamente e in tema di Covid, di lockdown, abbiamo pensato di fare una trasmissione diversa, insolita, ecco, con diversi collegamenti, con varie personalità del mondo dell'immigrazione. Siamo con due ospiti che rappresentano Acquarinto, una società presente nel territorio che in tutta Italia, nel settore. Ve li presento: sono Donato Notonica, presidente dell'Associazione Acquarinto, e Alessandro Tedesco, docente, che ci introdurranno in questo percorso. Avremo vari collegamenti, come dicevo, da tutta Italia. Il primo collegamento è addirittura con il Ministero degli Interni. Prego Alessandro. Benissimo, buongiorno a tutti, buonasera a tutti, anzi scusate. Abbiamo come ospite, come primo collegamento in videoconferenza, perché abbiamo dovuto fare la videoconferenza visto che abbiamo problemi per incontrarci, dobbiamo rispettare le disposizioni ministeriali, e quindi videoconferenza, anche perché poi siamo sparsi per tutta Italia, quindi è il sistema migliore. Ospite con noi Lucia Iuziolini, che è referente dell'ufficio gestione legale del servizio centrale SIPROIMI. Allora, noi approfittiamo di avere il servizio centrale qua in persona e vorremmo fare una domanda. Lucia, buonasera. Buonasera a voi. Allora, io intanto ti voglio fare una domanda abbastanza generica sulla straordinarietà che abbiamo vissuto dell'epidemia Covid e come il servizio centrale ha affrontato questa emergenza. Cioè, ultimamente, negli ultimi giorni, abbiamo visto che ha operato in deroga anche al decreto sicurezza. Ecco, ci chiedevamo che cosa è successo, è stata l'emergenza, e che cosa succederà in futuro, cosa prevede il servizio centrale nel futuro per accogliere queste persone. Questa è la domanda.
Allora, innanzitutto vi volevo ringraziare a nome dell'ufficio per aver voluto il servizio centrale in questo incontro celebrativo della giornata del 20 giugno. Per quanto riguarda il quesito che lei mi ha posto, sicuramente per poter affrontare in una maniera assolutamente consapevole e ragionata una situazione pandemica ed evitare che una situazione di emergenza sanitaria si potesse trasformare poi successivamente in una situazione anche di emergenza sociale, ANCI e il servizio centrale, quindi con in rappresentanza di 800 progetti, oltre 1800 enti locali e il raccordo con la direzione centrale per l'immigrazione del Ministero dell'Interno, hanno operato, si sono attivati evidentemente allo scopo di riuscire a tradurre tutte quelle che erano le prescrizioni proprio di massima tutela e poi via via in una maniera più deconcentrata a supporto dei beneficiari presenti e a supporto evidentemente della società ospitante. Pertanto sono stati attivati tutta una serie di percorsi per quanto riguarda l'assoluta consapevolezza di quanto stava accadendo in tutte le lingue, con tutte i supporti che ognuno poteva dare a sé e al proprio gruppo sociale di riferimento. Quindi l'informazione e la consapevolezza multilingue, la riorganizzazione di quelli che sono i servizi dell'accoglienza integrata e diffusa, che sono il fiore all'occhiello per quanto riguarda il sistema di protezione, in una maniera sicuramente più compatibile con le disposizioni restrittive che erano imposte dall'emergenza, dall'emergenza sanitaria. Pertanto ogni progetto ha rimodulato quelle che erano dall'alfabetizzazione piuttosto che evidentemente al blocco dei tirocini formativi, l'alfabetizzazione o tutti i percorsi legati alla conoscenza della lingua italiana che sono stati regolati attraverso strumentazione online o altro. Inoltre l'autorizzazione per delle categorie che di fatto non possono più entrare successivamente alla legge 132 del 2018 all'interno del sistema di protezione, quindi l'autorizzazione di richiedenti di protezione e titolari di protezione umanitaria a poter prolungare la loro permanenza all'interno del sistema di protezione per un periodo ulteriore, ovvero sino alla chiusura della fase emergenziale. Piuttosto che in maniera più tecnica la rimodulazione nell'ambito dei piani finanziari di alcune voci che hanno reso più agibile, ma questo lo dico piuttosto per gli addetti ai lavori, dei supporti ad hoc. Quindi in sostanza è evidente che vi sono stati tutta una serie di aggiustamenti in fase di mantenimento di quelli che erano i presupposti del sistema di protezione aggiornato come ai tempi del Covid. Circa la seconda parte della domanda, dalla quale non mi esimo, che cosa ci aspetta per il futuro, non saprei, nel senso che al momento per quello che ci riguarda stiamo lavorando in pieno secondo quelle che sono le definizioni previste dalla norma per l'accoglienza integrata di coloro i quali hanno una forma di protezione internazionale e altre forme di protezione che sono stabilite dalla legge 132 del 2018 e anche dei minori stranieri non accompagnati, siano essi minori che abbiano formalizzato la domanda di protezione internazionale, sia coloro i quali invece non abbiano nessuna intenzione di formalizzare tale domanda e quindi seguiranno il percorso amministrativo ordinario di conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento del 18° anno di età.
Mi preme ricordare che all'interno sempre delle disposizioni di emergenza è stato disposto la possibilità che anche richiedenti protezione internazionale possano essere per un tempo tecnico limitato accolti all'interno del sistema allo scopo proprio di poter fronteggiare situazioni emergenziali e di immediata presa in carico. Quindi sostanzialmente quello che io leggo, se mi posso permettere, è stato sia un adeguamento ma anche una risposta assolutamente amministrativamente da parte quindi dell'amministrazione centrale di immediata restituzione di una situazione straordinaria e ad altissimo rischio. Perfetto. Donato. Sì, io anzitutto risaluto Lucia, che non vedevo da tempo, anche se ci stiamo vedendo soltanto in via telematica, e la ringrazio per essere intervenuta a nome di Acquarinto, e dunque ringrazio il SIPROIMI per averci consentito di poter fare due chiacchiere con lei, che ne autorevole esponente. Io più che una domanda volevo condividere una riflessione con Lucia, che poi ritengo lei abbia anche condiviso con altri, ma è la mia, come dire, d'impeto, la mia esigenza, ecco, rappresentare la grandezza, la complessità di una eccezionale difficoltà in cui, per il lavoro che stiamo facendo noi, ma per carità non soltanto noi, in genere tutti coloro i quali si occupano di attività di accoglienza, siamo stati catapultati, non dico da un giorno all'altro, ma quasi. Per cui il concetto di servizi di presa in carico, no? Che noi ben tanto conosciamo e abbiamo fatto nostro, quali quelli dell'accoglienza, dell'integrazione e della tutela, credo che mai come in questi ultimi 2 mesi possano essere ben rappresentati da quanto è successo. Non eravamo preparati, evidentemente, Lucia, nessuno era preparato in tutta Italia, non erano preparate neanche strutture che hanno come finalità quella dell'accoglienza sociosanitaria. Figuriamoci noi che seppur nel tempo abbiamo anche e soprattutto col vostro aiuto strutturato un modello di una certa efficacia, ma per certi aspetti evidentemente non eravamo semplicemente non eravamo pronti. Non eravamo pronti, come non lo eravamo di fatto quando, rientrando a casa, va bene, rientravamo a nostra volta in un altro luogo che doveva essere soggetto ad altre regole. Noi in vari progetti, devo dire onestamente più al nord evidentemente nei CAS che non qua, dove comunque a seguito dei DPCM che si sono susseguiti abbiamo dovuto prendere di fretta e furia tutta una serie di provvedimenti che soprattutto ai nostri interlocutori, ai nostri beneficiari finali sembravano quasi assurdi. Il lavoro più importante che abbiamo fatto, e poi vado al sodo ed è il senso della mia riflessione, il lavoro che abbiamo fatto è stato difficilissimo, perché ci ha obbligato ad interloquire, quale che fosse il prezzo da pagarne, ma di far capire a queste persone, spesso ragazzi che come sai hanno in sé l'esuberanza dell'età, lo vedo con i miei figli più o meno della stessa età, che fremono, che vogliono uscire, che non rispettano le più basilari. Ecco, ripeto, vado al sodo. Io voglio veramente ringraziare tutti gli operatori e tutti gli ospiti, perché nel giro di pochissimo tempo, anche su nostro intervento netto e deciso, ma siamo riusciti a fare una cosa che io avevo il terrore non riuscissimo a fare compiutamente, cioè trasmettere loro quel senso di responsabilità che facesse sì che si prendessero cura della loro persona e delle persone che stanno al loro fianco, soprattutto in ambienti che poi sono quelli di
soprattutto mi riferisco ai centri di medie e piccole dimensioni, dove la concentrazione, il distanziamento sociale hanno come dire, sono problemi su problemi, per cui è stato veramente difficile. Loro, la maggior parte di loro, lo ha ben compreso, sono stati disciplinatissimi, hanno seguito le regole pedissequamente e per fortuna credo di poter dire che i risultati sono davanti ai nostri occhi. Quei pochi casi che abbiamo riscontrato dalla Lombardia alla Sicilia sono stati assolutamente isolati, ben tenuti, anche grazie, devo dire, alla collaborazione delle autorità di pubblica sicurezza e le autorità sanitarie, che, e chi mi conosce sa che non faccio sconti, non hanno certamente dimostrato la stessa efficacia dalle Alpi alle Piramidi, come in ogni istituzione o in ufficio pubblico c'è stato chi si è segnalato per una maggiore reattività, chi invece ha reagito meno prontamente. Ma ad ogni modo, ecco, la riflessione è un messaggio che do da rappresentante di un ente che gestisce un'associazione che attua 6 SPRAR. Diamolo un grazie ai nostri ragazzi e un bravo ai nostri ragazzi, perché se lo sono davvero davvero meritato. Siamo partiti dal no, a noi questa roba non ci interessa, questa è la malattia dei bianchi, a dopo 24 ore voglio 7 mascherine solo per me. Quindi significa che noi abbiamo fatto centro, che loro sono stati ricettivi e, a parte la mezza battuta, insomma, siamo riusciti a contenere, senza avere poi quei grandi mezzi, attenzione, perché questo c'è anche da sottolinearlo, noi non siamo un organismo sociosanitario, va bene? No. Abbiamo dovuto far propri concetti e attività che invece sono propri di quel tipo di organismo. Anche lì devo dire che ci siamo barcamenati, quindi un grazie ancora. Questo è quello che volevo condividere con te, nella speranza che tu possa a tua volta riportare, anche per vedere se, diciamo così, coincide questa mia impressione con altri soggetti che gestiscono gli SPRAR, che sono tantissimi, e per portare anche questa testimonianza dalla lontana periferia italiana. Grazie Licia per avermi ascoltato. Grazie a te per questa importante precisazione. Io credo che il momento storico che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto in una maniera fortemente restrittiva fino a qualche settimana fa abbia permesso a tutti di restituire la grande forza della sinergia. Nel senso che prima citavo la direzione centrale per l'immigrazione, il servizio centrale, l'ANCI, gli enti locali, i beneficiari che hanno restituito una prova di consapevolezza e di serietà anche nel seguire le prescrizioni di grande importanza. Quindi sì, condivido la riflessione che hai fatto in termini di grande sinergia e di grande responsabilità che tutti quanti hanno dimostrato in una maniera pressoché eccellente. Come ufficio abbiamo strutturato quella che si chiama Osservatorio Covid-19, alla quale confluiscono informazioni, richieste, segnalazioni e al di là di piccoli, insomma, numeri, in realtà vi sono moltissime espressioni anche di restituzione di grande serietà dei nostri beneficiari. Quindi sì, siamo stati tutti molto bravi. Grazie cara, grazie. Grazie a voi. Bene, dopo l'autorevole collegamento con la rappresentanza del Ministero degli Interni, con la dottoressa Lucia Iuzzolini, ora la volta del Comune di Agrigento, siamo in collegamento con l'assessore alla solidarietà sociale
Gerlando Riolo, prego. Assessore. Buonasera. Buonasera Assessore. Allora, benvenuto in questa videoconferenza. Allora, ti dobbiamo chiedere dobbiamo fare una domanda abbastanza generica. Abbiamo vissuto un periodo di emergenza. Come l'ha vissuto il Comune? Quale aiuti, come si è prodigato verso chi l'ha vissuto al margine? Che faccio riferimento non solo agli ultimi, cioè ai più bisognosi, ma anche ai nostri ragazzi, ai nostri rifugiati, gli ospiti dei nostri SPRAR, dei CAS, che hanno vissuto un periodo abbastanza particolare, un'emergenza abbastanza particolare anche loro. Molti di loro non hanno i documenti, per esempio, quindi l'assistenza sanitaria è stata più o meno approssimativa, no? Non potevano accedere all'assistenza sanitaria. Quindi che cosa ha fatto il Comune in questo periodo? Come ha risolto il problema? Allora, questo tipo di problematica non è collegata all'emergenza Covid, nel senso che questi ragazzi si trovano in strutture che comunque sono già delle strutture protette, sono delle strutture all'interno delle quali ovviamente vi è già un tipo di assistenza a prescindere dall'esistenza dell'emergenza Covid e per i quali il Comune di Agrigento ovviamente non ha la possibilità di interferire con l'assistenza che già viene fornita per il tramite della prefettura o per il tramite degli stessi centri di accoglienza. Noi ci siamo occupati fondamentalmente di tutti coloro i quali sono nel nostro territorio, ma che lo sono indipendentemente dagli ultimi sbarchi o dagli ultimissimi sbarchi, come sono così come questi centri a cui facevi riferimento accolgono questo tipo di persone. Per questi che sono invece stabilmente nel nostro territorio, noi abbiamo fornito la stessa identica assistenza che abbiamo fornito a tutti gli altri cittadini di Agrigento, a condizione che avessero dei requisiti minimi, che sono quelli della residenza e del fatto di essere appunto nel territorio di Agrigento. Per questi noi abbiamo dato dei pacchi spesa all'inizio e poi li abbiamo fatti accedere anche ai buoni dei fondi relativi ai fondi della Protezione Civile nazionale. Ne abbiamo assistiti parecchi. Noi abbiamo fatto anche un tipo di statistica, per quanto riguarda la distribuzione dei buoni, della prima parte dei buoni della Protezione Civile nazionale che abbiamo distribuito, e in questa raffigurazione grafica noi avevamo come destinatari una quota abbastanza consistente, sebbene ovviamente inferiore agli italiani, ma poi quando si è passati alla rappresentazione dei beneficiari, quindi della composizione dei nuclei familiari, ovviamente gli italiani erano di gran lunga superiore. Questo ci fa vedere il fatto che mentre per gli italiani si trattava di famiglie, per gli extracomunitari si trattava nella stragrande maggioranza di singoli. Ma mi pare che ce ne siamo usciti in maniera abbastanza brillante, il Comune se ne è uscito in maniera abbastanza brillante, giusto? Però nei centri di accoglienza noi non abbiamo possibilità di intervento, nel senso che sono già serviti da chi li assiste, da chi li ha in carico, e quindi non c'è una particolare. Dico, abbiamo avuto anche la fortuna che l'emergenza qua è stata non eccezionale. Abbiamo avuto l'emergenza, ma fortunatamente non siamo stati investiti in maniera devastante come è successo al nord. Ma ora c'è Donato che magari ti vuole fare. Dal punto di vista sanitario, senza dubbio, per fortuna l'abbiamo superata in maniera molto soft, mentre dal punto di vista economico no, dal punto di vista economico abbiamo avuto parecchie persone che hanno veramente
un po' tutti ne abbiamo subito le che continuano a conseguenze. passare dei bruttissimi momenti. Senti, c'è Donato che ti fa una domanda più tecnica. Innanzitutto ringrazio l'assessore, che peraltro è Grazie a tutti. duplicemente un tecnico, nel senso che Esatto. per sua ventura è anche un medico, per cui parlando di Covid, Quale allora io rispetto a quello che dicevate poco fa, vi rassicuro, non ti abbiamo disturbato nella qualità gestendo i centri con i ragazzi, perché per fortuna diciamo così, l'attività di contenimento della diffusione del Covid è andata abbastanza bene, per cui non abbiamo avuto grandi problemi. Noi certamente come progetto abbiamo attuato tutte le prescrizioni previste dai protocolli sanitari, dai DPCM che nel corso di questi 2 mesi e mezzo si sono succeduti, va bene. Tuttavia è andata, diciamo così, quasi normalmente, per fortuna. Certo, Agrigento come comune, ma anche come provincia, è poi sempre capace di risalire alla ribalta nazionale. Io vorrei, soprattutto adesso che stiamo parlando con l'assessore Riolo, ricordare e quasi porgere loro un saluto simbolico, tutti coloro i quali sono da giorni alla fonda su una nave, va bene, a poche decine di metri dal litorale, dove ciascuno di noi trova ristoro il sabato, la domenica o quando ha tempo libero per stare un po' meglio. Ecco, in tutto ciò non dimentichiamoci che vicino a noi c'è qualcuno che soffre e continua a soffrire, pur probabilmente avendo intrapreso un percorso che lo porterà alla salvezza, ad un progetto migratorio che ci auguriamo poi possa realizzarsi nel modo più compiuto e bello possibile. Però ecco, non dimentichiamo che di fronte le nostre spiagge continuano ad esserci queste persone in attesa che possano essere sbarcate. Io ringrazio l'assessore Riolo, ringrazio il sindaco Lillo Firetto, sempre attenti e reattivi a qualsiasi nostra sollecitazione, che devo dire, insomma, sono numerosamente esercitiamo, ma è un connubio che funziona. Ecco, quindi il progetto, se va bene, non è solo merito chiaramente dell'ente gestore, ma c'è un grandissimo contributo di disponibilità e di fattività operativa da parte del Comune di Agrigento, in primis da sindaco e assessore al ramo. Quindi grazie e continuiamo così. Continuiamo questo nostro approfondimento con l'associazione Aquarinto dedicata alla giornata mondiale del rifugiato, 20 giugno. Ringraziamo l'assessore Riolo e sentiamo ora 2 artisti, uno è Roy Paci in collegamento video e l'altro è il regista Luca Lucchesi. A te Alessandro. Perfetto, abbiamo l'angolo degli artisti. Diamo il benvenuto a Roy Paci, artista siciliano di fama mondiale, e diamo anche il benvenuto a Luca Lucchesi, regista, anche lui di fama mondiale, e ce l'abbiamo collegato da Berlino. Allora, sono ambedue, sia Roy Paci che Luca, sono collegati per qualche cosa che poi magari introdurremo. Allora, ciao Roy. Ciao, vi sento. Ciao Luca. Ciao Alessandro, ciao Danilo, come state? Bene, tutto a posto, grazie. Tutto a posto, no? Tu sei a Berlino, giusto Luca? Sono a Berlino, sì, vi saluto a tutti. Ah, tu sei a Palermo, Roy? E Roy? Io sono... Sì. Sono a Palermo, perfetto. Agrigento, Palermo e Berlino, bellissimo, vedi con la tecnologia cosa riusciamo a fare. La musica etnica, allora, qual è il tuo rapporto con la musica etnica in generale? Il tuo rapporto con la musica africana, il tuo rapporto con la musica asiatica? Cioè, ultimamente c'è molta attività, tantissimi artisti, vabbè, a cominciare da tanti anni fa, Geldof, Gabriel, che hanno veramente promosso le collaborazioni con artisti africani, ma ultimamente poi c'è Demo Albarn dei Blur, che da anni ormai ha un progetto Africa Express
in collaborazione con l'Africa, Nicodemus, che vanno a fare proprio festival in Africa, il Festival del Mali e la musica del Mali, che è un festival meraviglioso, ma anche in Marocco. Cioè, qual è il tuo rapporto in Italia, oltre a fenomeni come per esempio Nuova Guinea, che tu conosci benissimo? Com'è il rapporto? Qual è il tuo rapporto con la musica etnica africana, eccetera? Allora, innanzitutto i festival che hai citato, quello del Mali e del Marocco, li ho fatti entrambi, con diverse formazioni, ma li ho fatti entrambi. Il gruppo che tu ti riferisci è Nuova Guinea, no? In Nuova Guinea? Sì, esattamente. Sono amici dei ragazzi che hanno ripreso esattamente quello che veniva fatto negli anni 70 da Fela Kuti e da tanti altri esponenti anche, diciamo, di un certo stile afrobeat, e l'hanno reso innovativo perché hanno aggiunto delle cose, dei plugin, della roba che ovviamente negli anni 70 non esisteva. E il rapporto in Italia, grazie appunto a personaggi e a progetti come Nuova Guinea, con la musica world, etnica, come l'hai chiamata tu, è un rapporto che in questo momento si sta sempre di più, come si dice, riallacciando, ma per un semplice motivo, perché ci sono sempre più culture che si affacciano a questo nostro paese, ed è una cosa bella, anche perché vi assicuro che rimanere ortodossi in questo momento proprio storico, musicale, artistico del 2020 della musica è solamente un danno per il musicista stesso. Assolutamente. È una roba che non paga assolutamente, invece farsi contaminare, farsi attraversare tante cose, ma abbiamo degli esempi lampanti della storia. I Beatles probabilmente senza il loro viaggio in India non avrebbero tirato fuori tutta una serie di capolavori, e ce ne sono tanti altri, per un motivo o per un altro, ma comunque la contaminazione con altri generi diventa l'ingrediente fondamentale proprio di uno sviluppo armonico, creativo, non indifferente. E quello che sta capitando in Italia è proprio anche il momento storico che stiamo attraversando, questo incrociare di culture diverse, il fatto che io esco, vado alla Vucciria, vado in altri ambienti, in incontro con i miei amici senegalesi, con i miei amici cingalesi che stanno facendo un rituale, e io gli propongo delle cose, le tiro dentro lo studio, bellissimo. E si creano cose belle, ragazzi. È come in quel momento tu hai un piatto di pesci, di sarde, e lo fare diventare una cosa assolutamente nuova, e fai i tortellini con le sarde. Esatto. Del resto il rock nasce proprio da tre corde, una chitarra a 3 corde nei campi di cotone, quindi non andiamo più. Non è proprio rock, però va bene. Qui c'è la multiculturalità, Donato, no? Assolutamente sì, credo che la musica africana, anche attraverso la musica afroamericana, abbia influenzato la maggior parte della musica moderna dagli anni 60 in poi. Anzi, io sono uno di quelli che sostiene che alcuni gruppi britannici degli anni 60 e 70, faccio un esempio per tutti, gli Stones, abbiano contribuito ad allungare la carriera a tutta una serie di soggetti che nel loro paese, facendo il blues, suonando il blues e anche il jazz, va bene, sono stati riscoperti a loro volta. Questo, parlo di B.B. King, parlo di Johnny Hooker. Questa è tutta gente che secondo me ne ha beneficiato, ed è il beneficio di una contaminazione che si è sviluppata tra due stili e due generi di musica diversi. Possiamo dire che tutto nasce in Africa? Sì, questo è poco ma sicuro. Probabilmente sì. Non solo la musica, le culture, anche proprio delle cerimonie che vengono fatte in Sud America, che arrivano direttamente dalla cultura animista africana. Cioè, in Brasile si parla il portoghese perché è la lingua che arrivava dall'Angola. Cioè, in Angola si parla il primitivo portoghese, che adesso si chiama portoghese, insomma il brasiliano, e il portoghese del Brasile, ma è una lingua originaria dell'Angola, cioè una roba africana, che appunto per quello che è successo, gli schiavi portati lì hanno creato il blues vero. La radice del blues non la trovate sicuramente a New Orleans, ma la trovate in Mali. Esatto. Di farcature e di tutti quelli Salif Keita, diciamo che ce le insegna. Ma allora, Luca, qual è il trade union tra Luca e Roy invece? Il trade union tra Luca e Roy non è solo una questione di amicizia, ma è anche una questione... Scusa, non ti sente bene? È il gin tonic.
Il gin tonic anche, dai, allora questo non lo sapevo Luca, non ti conoscevo così. Non so a cosa ti riferisci, Roberto. Lo ignori. No, c'è una cosa che li lega, è che la musica. Roy Pagi ha fatto la colonna sonora recentemente di un film di cui il regista è Luca Lucchesi, è Black Jesus. Che cos'è Black Jesus? Luca. Ma intanto vabbè, vi ringrazio di avermi invitato in questa giornata così importante. Black Jesus è, anche lì, parlavate prima di contaminazioni, è il risultato di una contaminazione un po' strana che è avvenuta qualche anno fa, diciamo, intanto nella mia vita personale, perché è un po' legato alle mie vicende familiari. Mio papà era di Siculiana, che è un bellissimo paesino vicino a dove siete voi adesso, di Agrigento, e appunto io vivo in Germania già da 10 anni. Quando mio papà è venuto a mancare, così, andando da Siculiana, nel suo paese, un po' in questo giro un po' così, alla ricerca di memorie che mi ricordassero di lui, ho cominciato un po' a indagare meglio su Siculiana. E l'idea era quella di fare un piccolo documentario così, quasi privato per me, per la mia famiglia, ricordo mio papà. In realtà lì è cominciato una serie di effetto domino, di storie che si sono cominciate a contaminare appunto nel percorso e che hanno cambiato decisamente faccia a quella prima idea. E tutto, devo dire, nasce proprio da qualcosa che per me è il significato stesso della contaminazione in Sicilia, perché a Siculiana c'è appunto nella chiesa madre, nel santuario del crocifisso, un Gesù in croce che è nero, che così a prima vista per noi siciliani, o per me che vengo da Siculiana, quindi papà, perché ho visitato Siculiana sempre, è quasi normale, no? Ormai fa parte quasi del bagaglio, no? Ci sono dei cristi neri in Siculiana, come in Sicilia, come ci sono dei santi neri. Però se uno riflette un po' meglio su questa cosa, ti fa capire come il posto da cui veniamo sia sempre stato un luogo di frontiera. E nei luoghi di frontiera, diciamo, esistono questi scambi che non sono mai un ricevere e basta, ma sono anche un dare e ricevere contemporaneamente, sia da chi arriva ma anche da chi riceve, appunto, da chi ospita. E per me quel Cristo Nero ho cominciato a costruire un po', ho cominciato a costruire attorno a Cristo Nero una storia che paradossalmente a Siculiana ha assunto un significato ulteriore, perché a Siculiana appunto c'era ai tempi, adesso diciamo è riaperto, uno dei centri di accoglienza più importanti, uno degli snodi più essenziali dell'accoglienza in Sicilia, e attraverso come dire, che noi conosciamo bene, soprattutto Donato lo conosce molto bene. Devo dire che ho cominciato a elaborare sul fatto che il siculianese, quindi il mio compaesano, non era mai entrato dentro il centro d'accoglienza, non lo conosceva, benché ne parlasse quotidianamente, a proposito e a sproposito. Non era mai stato lì dentro, non aveva mai parlato con i ragazzi del centro, non aveva idea. Quindi ho cominciato a giocare sul fatto che posso fare incontrare queste due realtà, posso all'interno del film riuscire a far comunicare queste due comunità di frontiera. E lì è nata appunto un'esperienza che fra l'altro ti ha coinvolto da vicino, Alessandro, perché Alessandro è, diciamo, uno dei protagonisti del documentario, un insegnante di frontiera, e che poi è diventato per me un piccolo ritratto del paese di Siculiana, grazie visto dagli occhi di un ragazzo del Ghana, Edward, che è arrivato a Siculiana il 2 maggio, diciamo, quindi il giorno prima della grande crocifisso, del 3 di maggio, quando il Cristo Nero viene portato in processione per le vie del paese, ha una rivelazione. Lui, mi ricordo, era insieme al mio fonico Francesco Vitaliti di Palermo,
stavamo girando di notte appresso alla Vara, e questi 3 ragazzi del Ghana ci chiamano perché cercavano qualcuno che parlasse inglese, ed erano appunto appena arrivati ed erano sconvolti, ed Edward mi chiese: ma cioè, quindi in Europa Jesus is black? E io a quella domanda ho detto: sì, in Europa Gesù è nero, fratello. Quindi lì è cominciata un po' quella storia, sì. Fortunatamente, diciamo, nel tragitto mi chiedevi appunto qual è il legame che mi lega a Roy. Intanto sono sempre stato un suo fan, diciamo, come tanti di noi, non solo siciliani, nel mondo. E anche lì nasce da un piccolo aneddoto, perché mai, figurati, nella mia vita avrei pensato che Roy Paci un giorno potesse fare delle musiche per un mio film. Cioè, sai, sono certe idee che magari non vai neanche a, come dire, considerare, capito? Però un giorno il mio fonico, che è appunto Francesco, mi disse quasi scherzando: ma sai, proprio disse quelle parole lì, c'è un giovane ragazzo talentuoso ma ascolta questa roba qui, e mi fece ascoltare, senza dirmi che erano sue, che erano di Roy, delle robe, delle sonorità, un album che è la banda ionica, che mi ha spiazzato, perché presentava la musica di paese, quindi la musica della banda, ma in una atmosfera, in una contaminazione nuova, che era proprio quello che stavamo cercando per il film. Quindi lì appunto ho osato e ho chiesto a Roy: puoi fare le musiche del film? A questo punto chiediamo a Roy e poi vi lasciamo. Chiediamo a Roy che esperienza hai vissuto realizzando la colonna sonora di questo film? Avrai visto il film, io ancora non l'ho visto, ma tu l'avrai visto sicuramente per fare la colonna sonora. Ecco, col ditino così ti faccio. Che esperienza è stata? Cioè, vedere il film, vedere questo... Allora, posso dire la verità? Ti dico tutto, vi voglio dire la verità. Io mi sono sconvolto tantissimo più delle storie dei ragazzi, e poi vi spiego anche perché. Mi sono sconvolto tantissimo della figura della persona di Luca, del regista. Cioè, mi ha sconvolto l'umiltà, ma anche la critica che ci ha messo in questo lavoro, l'autocritica soprattutto che ci ha messo in questo lavoro. C'è una roba che mi ha spiazzato. Io ho lavorato a tanti film, sono alla 10ª colonna sonora, ma ad eccezione fatta di un film che è La ragazza sul ponte, che ho lavorato benissimo con Patrick Laconte, mi sono trovato sempre male con i registi, soprattutto quelli dei film di cassetta, perché mi volevano spiegare come fare io le note di uno strumento, quindi siamo un po' al paradosso. Cioè, qua c'è stato un momento dove io ho detto: ma Luca, ma sei veramente un regista o sei diciamo quello che porta gli strumenti agli altri? Quindi mi ha spiazzato quella roba. Perché vi dico? Perché la situazione e la realtà dei tanti fratelli, delle tante sorelle che arrivano dall'Africa la conosco da un sacco di tempo, ma soprattutto l'ho vissuta, ho avuto, non so se è la fortuna o la sfortuna, ma nello stesso tempo è sicuramente un grande valore aver vissuto, e come ho detto anche in altre occasioni, la farei vivere a tanti ragazzi che vanno a scuola, proprio a portarli lì, ad incontrare questa gente, perché ho vissuto a Lampedusa 3 anni fa, esattamente per 6 mesi, la mia compagna, adesso moglie attuale, faceva questo, faceva gli sbarchi e soprattutto si occupava dei minori completamente abbandonati a se stessi, senza un padre, senza una madre, e li accoglieva da psicoterapeuta e psicologa. Mi ha fatto pensare che ci sono persone, esseri umani, alcuni della mia età, addirittura tantissimi ancora più giovani, questo lusso non ce l'hanno, non hanno il lusso di dire ma che bello, c'è la pandemia, faccio 3 mesi di meditazione qui nella mia casetta al riparo dalla tempesta che fuori sta succedendo, così dopo posso ripartire da zero con più energia. Ecco, ho conosciuto questi ragazzi, queste persone che non hanno questa opzione lusso, diciamo. E questa cosa mi ha sconvolto, perché prima di questa esperienza io ero ignorante, come tantissimi che
lo ero, non era rozza, non conoscevo, avevo magari studiato qualcosa, ma non avevo mai incontrato qualcuno così da vicino. Ecco, adesso posso dire che li conosco, che so qual è il problema, posso nel mio piccolo dire che ho raccontato la loro storia, quindi in qualche maniera li ho aiutati o li aiuterò nella loro strada, soprattutto i protagonisti del film, in maniera non poco rilevante, diciamo. E quindi mi ha aiutato un po' a crescere, diciamo, così, nella mia consapevolezza del mondo che ho attorno. Diciamo che confrontarsi con loro fa crescere un po' tutti. Allora, quando è che vi vediamo insieme qui ad Agrigento? Allora, io purtroppo non posso, Roy lo sa. Non per la prima del film, ma insomma per vederci insieme il film. Diciamo che posso dire che agli inizi del prossimo autunno ci saranno delle grandi novità bellissime e poi a novembre sicuramente ci sarà, sperando che i cinema siano così allora, diciamo che prossimamente sul grande schermo è Black Jesus. Molto prestissimo, sì. Va bene, vi salutiamo. Grazie mille ragazzi. Roy e grazie mille Luca. Presto. Ci vediamo presto. Grazie. Buona giornata a tutti. Ciao. Grazie, arrivederci. Dopo il collegamento con Catania abbiamo sentito il musicista famoso Roy Pace, addirittura la nostra trasmissione è andata fino a Berlino con il regista Luca Lucchesi che ci ha raccontato della sua esperienza siciliana come fonte di ispirazione anche di un film. Ora andiamo a Perugia con Lorenzo Rocca, del responsabile del settore di ricerca relativo all'insegnamento e alla valutazione in contesti migratori. Ciao Lorenzo, buonasera. Salve Lorenzo. Ciao a tutti, buonasera, grazie per l'invito. Ok, sei in un posto bellissimo, no? nelle campagne di Perugia, giusto? Sì, è la Verde Umbria, cuore verde d'Italia per l'appunto. Perfetto, cornice meravigliosa, Perugia meravigliosa, e dove c'è l'università per stranieri di Perugia. Esattamente. E tu sei un rappresentante autorevole di questa università, che io ho frequentato per l'abilitazione all'insegnamento per gli stranieri. La questione linguistica è una questione che, come insegnante naturalmente, mi interessa alquanto, mi preme moltissimo. E la questione linguistica per l'integrazione ha un valore fondamentale. Ti chiediamo, qual è il valore, la funzione della lingua per l'integrazione dello straniero e nel nostro caso, visto che stiamo celebrando la giornata mondiale del rifugiato, dei rifugiati appunto? Sì, sicuramente la valenza linguistica è centrale, il ruolo delle lingue per il dialogo, per comprendersi, per la comunicazione è un ruolo chiave. La lingua diventa elemento facilitatore imprescindibile di ogni percorso di inclusione sociale e di integrazione nel tessuto della società ospitante. Per cui è ovvio che la lingua non è e non può rappresentare l'unico elemento o garanzia assoluta di integrazione, ma agevola e molto il percorso di integrazione stesso. Di questo abbiamo molte riprove perché percorsi di integrazione linguistica hanno supportato migranti e in particolare richiedenti asilo e rifugiati nel difficile percorso di inserimento. Un po' meno l'imposizione obbligatoria di apprendimento delle lingue. Mi riferisco ai test che in giro per l'Europa e anche in Italia vengono imposti quasi a segno, a dimostrazione di integrazione stessa. L'integrazione credo sia un percorso lungo, sia un processo articolato che debba e possa essere conseguito essenzialmente in contesti di apprendimento, che siano formali, non formali o informali, poco importa, ma senza l'obbligatorietà, almeno questa è la nostra posizione, di un test imposto dall'alto. Quindi tu pensi che l'obbligatorietà, come esiste per esempio in Francia o in Germania, non sia utile?
Mi sembra che in Italia c'è proprio questo aspetto sia estremamente marginale, quindi l'obbligatorietà della frequenza, dell'apprendimento della lingua. Sì, io mi riferisco essenzialmente all'obbligatorietà di un test linguistico imposto, come lo abbiamo in Italia, come c'è in Germania, come c'è essenzialmente nel quasi 90% dei Paesi membri del Consiglio d'Europa. Ben venga l'obbligatorietà, se a titolo gratuito, di un percorso di apprendimento, per cui che l'offerta formativa sia importante, sia come si dice prevista su misura, quindi sia rispondente ai bisogni specifici dell'utenza, in particolare dell'utenza cosiddetta vulnerabile, quale quella rappresentata dai richiedenti di asilo, ma anche ad esempio dagli analfabeti, che possono meno essere richiedenti asilo. Meno favorevole la nostra posizione rispetto a un'inclusione imposta attraverso forme di verifica e valutazione obbligatorie. Sì, certo, Nell'Italia ne abbiamo molte, ne abbiamo 3 in particolare, dal decreto Maroni del 2010 per il lungo soggiorno all'accordo di integrazione per il rinnovo del permesso per i neoarrivati, e in ultimo il B1 introdotto a dicembre del 2018 connesso alla richiesta di cittadinanza, per cui abbiamo addirittura 3 forme di test obbligatori. Dovremmo come paese, come sistema paese, insistere, incentivare, sostenere maggiormente, anche perché no con l'obbligatorietà, ma percorsi, corsi, formazione, esatto, e non tanto test. Come fanno, diciamo, ripeto, in Francia e in Germania, che fanno dei corsi di formazione proprio, tra l'altro con contributi mensili, come se fossero proprio dei corsi di tirocini. Donato, vuoi chiedere qualche cosa al professore Rocca? È una occasione che non posso farmi sfuggire. Ringrazio il professore Rocca per essere intervenuto in una giornata importante come questa. Non abbiamo molte occasioni per poterci confrontare con istituti superiori, universitari, per cui la mia domanda è una domanda che come operatore di settore è un 50% domanda e un 50% osservazione, anche per mettere, voglio dire, persone che si occupano di formazione molto più autorevolmente di noi, che ci limitiamo alla preparazione per l'apprendimento dell'italiano nei livelli codificati alla scala dell'Unione Europea e quindi della scuola primaria. Io volevo dire che in 20 anni di esperienza lo scoglio più clamoroso, più snervante, più dissuasivo, diciamo così, per un migrante che si trova a dover affrontare il percorso migratorio in Italia, e al di là di quel ragionevole tempo necessario ad imparare la lingua, apro una parentesi, ringraziando a Dio, i ragazzi sono sempre molto ricettivi ed imparano, salvo eccezioni, nel giro di alcuni mesi, al contrario di noi italiani per esempio, imparano a parlarla ed a scriverla anche molto bene, se sono ben seguiti. Il problema è un altro, ed è un problema strutturale che a me fa molta rabbia. Noi li consideriamo soggetti deboli, no? Ecco, sono soggetti deboli che approcciano. Non sono soggetti deboli che approcciano al sistema dell'istruzione, sono soggetti svantaggiati, che è diverso, e lo svantaggio è figlio di una struttura tecnica e burocratica del nostro sistema di formazione, sia esso di base che tecnica superiore, che li mette nelle condizioni, quale che sia il loro livello raggiunto di scolarizzazione nel paese d'origine, di dover partire da capo. Per me è veramente mortificante che ragazzi di 18-19 anni debbano prendere la terza media e quindi ripartire da capo. Noi con grandissimi sforzi siamo riusciti anche a iscrivere, anche in alcuni licei,
siamo anche riusciti, non lo dico perché il liceo, voglio dire, però per l'apertura che i licei stessi hanno dato e per la comprensione che possono avere nell'affrontare le difficoltà di chi come loro viene da un posto diverso, che non per la qualità stessa dell'offerta formativa. Ecco, non era una discriminazione, al contrario mia. Però voglio dire, questa gente ha fatto il primo anno, il secondo anno siamo riusciti a far fare loro il biennio, alcuni dei quali hanno superato adesso, faccio specifico riferimento a dei centri in Lombardia. Tuttavia, professore, capisca bene quanto possa essere arduo, è un Everest, va bene? Io ho 22 anni, sono così bravo che sono in seconda superiore. A casa mia mi mancavano 4 materie alla laurea in ingegneria. Ecco, questa è una cosa che veramente costituisce un ostacolo eccezionale e che alla fine relega queste persone in una condizione di svantaggio che è più dettata dall'ostruzionismo delle nostre leggi, o anzi della mancanza di una legislazione apposita, che non da loro carenze personali. Ecco, volevo solo rappresentare questo, nella speranza che in futuro possa cambiare. Ecco, allora, a margine di quello che diceva Donato, cosa fanno in Europa? Come dobbiamo fare? Che cosa deve fare l'Italia? Allora, intanto non posso che condividere le parole, le preoccupazioni e le riflessioni. Quello che manca a Libertà è certamente intanto il riconoscimento delle competenze, prima ancora dell'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero, ma intanto il riconoscimento di competenze linguistiche, e per competenze linguistiche mi riferisco in particolare al cosiddetto repertorio plurilingue che ogni persona ha dentro di sé. Le lingue migranti sono poco riconosciute, viene dato poco valore, sembra quasi abbiano una minor dignità linguistica, e questo è molto grave, non dovrebbe essere così, ma anche le stesse competenze professionali vengono poco riconosciute, per cui donde le qualifiche lavorative medio-basse come profili, e tutto questo è un grande peccato. Che cosa può e deve essere fatto? A livello europeo, come Consiglio d'Europa, ad esempio, abbiamo lavorato ad un documento che si chiama un passaporto linguistico che dovrebbe consentire di dar valore alle competenze in una sorta di portfolio, però questo passaporto dovrebbe essere recepito dai vari Stati membri, dai vari esecutivi, dai vari governi, e fin tanto che ciò non accadrà è chiaro che avremo sempre questo tipo di problemi. Quello che manca al sistema Italia è un po' io dico sempre una triplice complementarietà, una complementarietà tra terzo settore e enti pubblici, in particolare le scuole, in teoria deputate ad erogare corsi di formazione linguistica a costo zero a migranti adulti, mi riferisco ai CPA, quindi ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, e poi ancora una complementarità mancante fra queste stesse scuole e il mondo del lavoro, quindi mancano le connessioni, manca il collegamento tra domanda e offerta, e in ultimo la complementarietà tra momenti diversi, tra segmenti diversi di percorsi formativi iniziati in una realtà e continuati e completati in un'altra. Voglio dire, il riconoscimento reciproco fra un percorso iniziato in primissima accoglienza, ad esempio in Sicilia, e poi proseguito in un CPA o in uno SPRAR, quando ancora gli SPRAR erano una bella realtà italiana, in un'altra regione del nostro paese. Fin tanto che mancherà anche riconoscimento reciproco e che dire all'apprendente di non partire o ripartire ogni volta da zero, è chiaro che anche questo è una nota dolente del nostro sistema. Possiamo convenire che tutto il sistema ci stiamo lavorando per arrivare a delle linee guida nazionali, ad una maggiore omogeneità, non solo nell'erogazione dei percorsi sul piano contenutistico, ma anche al riconoscimento di titoli, attestazioni formali e non formali in uscita, in modo tale da consentire una continuazione fra un drop out da una parte che possa divenire drop in un'altra. Va bene, il sistema scolastico sappiamo che è tutto da ristrutturare. Possiamo convenire su questo. Lorenzo, noi ti salutiamo, ti ringraziamo veramente. Grazie a voi. Grazie di tutto, piacere.
Dai, speriamo È di stato un vederci piacere, presto. complimenti per quanto fate tutti i giorni. Grazie. Complimenti anche a voi. Dopo il collegamento con Perugia ci caliamo nella nostra realtà con un video realizzato dall'Associazione Aquarinto sul Real Monte. Brevemente un breve cenno, Alessandro. Sì, è stato un video che è realizzato con i beneficiari dello SPRAR di Real Monte e che insomma si è calato nella vita quotidiana dei nostri ospiti. In Sicilia c'è un vecchio detto: meglio tinto a conosciuto che buono a conoscere. Immobilità e paura del nuovo. Però spiega l'approccio alla natura dell'invisibile e dal fatto che occorra una prodezza, un salto nel vuoto, un passo nel buio per far sì che le cose si muovano. Come stai? A posto, tu? Bene. Vi volevo venire a fare l'intervista, ma vengo domani. Domani? Quando finite di lavorare vi vengo. Vabbè. Vengo a casa. Cosa alle 6, alle 5 e mezza? Sì, vengo a casa poi. Un'altra volta, Mustafa. Io sono Mustafa. Questo anno passerà sicuramente alla storia, non solo per la pandemia, ma per i molti modi in cui le persone scelgono di stare insieme. Da quanto tempo fai il sarto? Chi ti ha insegnato? Questo mio nonna, io imparo dal mio nonna. E quanti anni avevi quando hai imparato? Io sono piccolo, quando io ho visto quando lei sta cucendo, in quel momento io imparai. Una cosa per, come si dice, pillow. Pillow? Sì. Cuscino? Sì. Qualcuno mi porta questo perché strappa poi qua, io vuoi mettere un altro dentro. Che hai fatto durante il Covid, durante la quarantena? Quello tempo che è difficile, tante persone sentono male perché come io non piace stare a casa sempre, ma a quel momento noi non possiamo uscire fuori sempre a casa. All those days was boring. Are you crazy during the quarantena? Yes, I feel bad. Gli italiani come li vedevi? Perché erano molto spaventati. Sì, altre persone come quando l'ho visto nero, lo scappa, non lo sa perché lo scappa, perché come l'ho paura, questo nero ce l'hai, questo vero, perché lo scappa. Ah, dici perché tu pensavo che il nero aveva il virus? Sì, per questo è. Vabbè, però sai che ti dico, ad esempio anche mia madre aveva paura di me. A casa mia madre aveva paura di me, quindi immaginati, cioè, abbiamo avuto tutti troppa paura, quindi... Il 2020 è arrivato con un manto invisibile, il coronavirus, ed ha abbracciato il pianeta che nelle sue crepe e distanze, probabilmente, poteva sentirsi unito soltanto da un malanno. Per molti un richiamo che diceva che le cose non vanno bene, un virus per mostrarci chi siamo, un nemico invisibile. The simplicity as a country has brought light and happiness to so many homes in Africa across the world. It breaks my heart to see you down losing your citizens daily, silver and gold, not give you in return for what you have done for me and my fellow Africans that stand with you this time of your sober reflection. This storm will soon be over. Your sorrows may last all night, but your joy must be restored in the morning. Chiamo tutti gli italiani. Pray for Italy. Kankoye monula, peleyaye moluta, abukela le nokela.
moluka toro yaye moluka ele maborili nube kela alu yemerite ne polekele matolo mane mane rindas tu frita che fa. Today I wake up in the morning and I play PS. I use internet, contact my friends and families. I eat, sometimes cook, and I do that every day, so it's difficult. I would not say I am happy because it's difficult to be inside the house without going outside. So today I'm grateful that we are going for running. I would like that, I would enjoy that moment. I would see the birds fly, the air, fresh air, people out there. I would enjoy the moment. When I go to run, take some jogging, I've been sitting in the house, it's been so hard, I'll go with Max, I'll try because we need to follow the rules. Okay. And, go with the Max and run. Stay. This is my Max. It's a little big, but that's right. Okay. A stille guardo mondo e dentro mondo si perde e che tempesta notte mare di vento e la confonde pan arrugginisce cannone nevero deserto sabbia Vesuvio mano in mano rinda sto freddo che fa o vento che bene o vento che va mano in mano sotto il cielo azzurro o vento per sempre o vento ma più L'invisibile innesca paure incontrollabili perché non si compete con un nemico, la cui tangibilità lo renderebbe alla fine più accettabile. Invisibile è ciò che ancora non si conosce. Quindi 3,5 metri tra ogni ombrellone. No, di distanza così 3,5 metri. Di così 3 metri. Di qua che la distanza 3,5 metri. Quindi 3 metri? 4 metri. Qua è 4 metri. Ok. Qua 4 metri. Di qua 4 metri, di là 3,5 metri. Ho capito. Ora che la distanza più di l'anno scorso, Certo, per il Covid. Per questo Covid, Quando vuoi. Io mi chiamo Musa. Ogni giorno devi mangiare così a loro? Sì. Quante volte? Una volta? Una volta, vogliono mangiare di continuo. Di continuo sempre? Sempre. Almeno 4 volte al giorno. Grazie. Buona serata. Grazie a te pure, grazie. Buona serata a voi. La libertà per me è una cosa, per me è una cosa quando le cose che io posso fare come uscire da casa, andare a lavoro, andare al lavoro alla fine e poi torni a casa, per me questa è una cosa che è libertà, che alcuni che non hanno questo, quindi per me questo è libertà. Io non posso dimenticare questo viaggio mai, perché era quando stavo arrivando qua per venire qua in Italia, ho visto dove le barche, dove le persone, tante persone, ti posso dire magari diciamo il numero 150 persone, dove tutti sono morti, perché non c'è nessuno che possono salvare loro, quindi sono tutti morti, quindi è una cosa che è molto difficile per me, è una cosa che io non posso ricordare. Però diciamo grazie a Dio io ho già arrivato qua, ma sono molto fortunato per arrivare qua, quindi per vedere amici, le persone stanno morendo e non puoi fare niente, a me è una cosa che è molto difficile, io non posso dimenticare questo mai, perché io l'ho visto, non è comunque le persone che mi hanno raccontato, io ho visto, quindi è una cosa che è molto difficile. A fare così possiamo combattere questo Covid-19. Alla fine non dobbiamo dire ora basta, finito, non è finito, dobbiamo rispettare quando il governo ha detto ora non c'è Covid-19 più.
Meglio tinto a conosciuto, che buono a conoscere. E di tanti nemici che si nascondono in pieno giorno, abbiamo paura dell'unico invisibile al buio. Dovremmo ripensare al nostro modo di approcciare l'esperienza e all'invisibile. Diamo valore alla lezione. E chi è verarci piace s'arretrò e la confonde in nave arrugginisce catene e valigie con spava e paura da ieri Tanko ye monola pele ya ye moluka abu ke la le no ke la Tanko ye moluka toro ya ye moluka ele maborili nube ke la Mane mane, rinda stu fritta che fa. Bene, dopo questo video ci colleghiamo con realtà gestite dall'Associazione Aquarinto e da Cometa con i centri. Prego Alessandro. Giochiamo in casa ora. Abbiamo in collegamento i nostri centri sparsi per tutta Italia. Abbiamo il centro di Alpignano, poi Donato. Beh, qua abbiamo una rappresentazione multiregionale che definirei pesante dal punto di vista sia dell'impegno che sono costretti a sopportare ogni giorno, sia perché in questo momento ormai da 2 mesi e mezzo sono alle prese con tutta una serie di problematiche che evidentemente poco prima neanche sospettavano minimamente di doversi occupare. Abbiamo con noi quindi Suea Paganessi, la direttrice del centro di Cascina Gobba, abbiamo Massimo Morelli del centro di Nicotera, siamo in provincia di Vibo Valentia, abbiamo Emilio Trigubà e Gepi da Alpignano in provincia di Torino e persino Gianluca Avanzato da Carovigno in provincia di Lecce. Quindi con i ragazzi abbiamo gestito, seppur a distanza, in questo ultimo periodo tutta una serie di problematiche di difficilissima valutazione, di difficilissima interpretazione, ma soprattutto di difficilissima attuazione. Da un lato, quindi inaspettatamente, abbiamo dovuto quasi sostituirci e trasformarci in una sorta di struttura sociosanitaria, cioè per la prima volta in vita nostra, quando facciamo questo lavoro, abbiamo dovuto perseguire pedissequamente le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate nei vari mesi e anche contestualmente tutte le circolari delle autorità sanitarie locali, una serie di attività e di azioni, va bene, da rispettare perentoriamente, che noi e i responsabili dei nostri centri, che non finirò mai di ringraziare, hanno dovuto far attuare a soggetti che evidentemente erano assolutamente impreparati anche a ricevere quel tipo di indicazioni. Solo attraverso uno sforzo congiunto fatto da operatori, dirigenti dell'equipe e devo dire anche da parte dei beneficiari, salvo casi eccezionali, siamo riusciti alla fine. Adesso possiamo dire che la curva di volta è superata, quindi si va lentamente ma costantemente verso quella che è una normalità che abbiamo pagato a caro prezzo in termini di sforzi. Io volevo chiedere ai ragazzi ecco, quel che resta di questa esperienza e cosa ancora oggi, soprattutto nelle regioni più interessate, che sono evidentemente la Lombardia ed il Piemonte, quali sono le differenze, no? Dell'andamento della vita del centro rispetto
a quella di qualche mese fa. Vi ringrazio ancora ragazzi, a nome dell'associazione, a nome del consiglio direttivo tutto, speriamo di non trovarci ancora in una situazione del genere. Adesso ciascuno di voi può dire la sua secondo un ordine che il buon Alessandro deciderà di scegliere. Non possiamo che partire dalla testa, no? Partiamo dal Pignano, dove c'è Emilio, dove c'è Gepi e dove c'è Sedubà, che penso darà un suo contributo personale a questo evento che abbiamo organizzato oggi per la giornata mondiale del rifugiato. Emilio, allora, ha fatto una bellissima introduzione, Donato, comportaci tu con le tue parole. Concisamente, visti i tempi che il direttore ci fa sempre così, ci fa sempre credo di essere bellissimo. E in effetti è stato un periodo molto complicato sotto tutti i punti di vista. Abbiamo ovviamente attraversato una situazione che non ci aspettavamo assolutamente, ma che abbiamo gestito anche grazie e soprattutto anche al supporto delle istituzioni. La prefettura di Torino, anche i carabinieri di Alpignano ci hanno molto supportato nell'affrontare questa emergenza e non è stato facile convivere tutti insieme per quasi più di 2 mesi dentro il centro di accoglienza. Però devo dire che gli operatori hanno fatto uno sforzo veramente immane e grandissimo sotto tutti i punti di vista e diciamo che sono stati il periodo e pare che sia stato superato. Speriamo di non trovarci più in queste condizioni. Diciamo che qui al centro le attività sono riprese normalmente e ordinariamente. Noi in questo momento avendo tantissime richieste di personale che va a lavorare anche fuori in agricoltura, e poi Gepi ci darà qualche indicazione. Per cui ecco, stiamo tornando alla normalità e ringrazio tutto lo staff del centro che si è speso veramente tantissimo, la direttrice Natalia Gro che ha veramente affrontato delle situazioni molto particolari con un grande impegno e il solito piglio che l'ha contraddistinto. Scusami Emilio, perché diamo il benvenuto a Francis. Ci chiedevamo dove fosse peraltro Natalia, come mai non fosse presente. Purtroppo l'impegno non è potuta essere qua. Io vi volevo presentare il nostro ospite che tra l'altro domani sosterrà gli esami di maturità. Fantastico! Bravo! Complimenti, Sedubà. Mi raccomando, Che cosa stai frequentando, Sedubà? In bocca al lupo! Che istituto frequenti, Sedubà? Che istituto frequenti? Un liceo. Liceo? Ah, ok, amministrazione, finanza e marketing. Ok, istituto tecnico quindi. No. Liceo di... Sì, certo. No, non era l'esame. Ok, sì, va bene, è andato nel pallone, va bene. Va bene, dai. Complimenti, Segubà. Bravo. Complimenti. Grazie. Allora, dai. La vittoria di Sedubà, diciamo, è anche una nostra vittoria. Assolutamente sì. Ogni diploma, ogni scuola media per noi è motivo di soddisfazione veramente immenso. E questo devo dire che grazie al lavoro incredibile che la nostra Gepi fa qui su Alpignano, che è riuscita veramente a connetterci con tanti settori produttivi e formativi del territorio, è veramente
una persona che si dedica con tanto E facciamola parlare. Facciamola dire a lei. Facciamola parlare. Buonasera. Intanto scusami, intanto c'è in collegamento pure Francis. Ciao Francis. Francis è il coordinatore dei servizi del centro Fantoli, che è un altro centro che Aquarinto gestisce, questa volta unitamente a GEPS e NRT a Milano. Ciao Francis, e grazie per essere intervenuto nonostante... Stai lì, ora ti riprendiamo. Vai, allora, Gepi. Ok, sì, buongiorno a tutti. In realtà sì, io mi occupo di orientamento e scuola all'interno del centro da un anno ormai. Grazie per i complimenti, però penso che in questo caso il successo sia proprio il suo, perché non tutti raggiungono gli stessi obiettivi e lui è qua perché è una persona di fatto speciale, determinata e sta costruendo il suo futuro nonostante il periodo che abbiamo vissuto è andato avanti, così come molte altre persone che magari hanno raggiunto obiettivi che ci sembrano più normali. Rispetto alla domanda che avete fatto prima, il periodo pare al momento sperato, sì, speriamo che lo sia definitivamente. Se devo vedere un aspetto positivo di tutto quello che è stato, penso al fatto che ci siamo resi un po' più abili ad utilizzare la tecnologia e quindi abbiamo cercato delle strategie per sentirci un po' più vicini, un po' più attivi anche nelle attività, scusate, il gioco di parole che venivano svolte ogni giorno alla scuola, talvolta anche gli stage. Abbiamo cercato di attuare dei proto stage in collaborazione con i corsi di formazione all'interno del centro, con grandi difficoltà e facendo magari solo, dando solo un supporto di aiuto di formazione a distanza per brevissimi periodi, perché poi grazie al cielo si è arrivati gradualmente si sta arrivando ad una sorta di normalità, simile a quello che era insomma prima di marzo, inizio marzo. Benissimo. Che facciamo con Sedubà? Che contributo ci dà Sedubà? Qual è il suo contributo? Dai, Ma con Sedubà pensavamo di parlare più che altro della sua prospettiva per il futuro, visto che però visto che alcune cose che ci sono state forse tolte dal virus, non solo in questo ambito, ma in tanti ambiti diversi, è un po' di speranza rispetto al futuro, un po' di capacità di progettare attivamente. Quindi ti stai diplomando, ti diplomi, cosa farai? L'università? Sedubà? Per adesso non ci penso proprio per fare l'università, ci penserò dopo. Adesso esami. Vabbè, in prospettiva, dai. Farò. Beh, è un traguardo, un grande traguardo quello che hai raggiunto, no? Cioè il diploma di scuola media superiore è un grande traguardo per te. Cioè potrebbe anche esserci l'università o no? No, sì. Volevo farlo, però per adesso il mio obiettivo era quello, perché volevo fare il corso di mediatore interculturale. Poi quando l'avevo chiesto mi hanno detto che non si può fare senza il diploma della superiore. Scuola secondaria superiore. Del superiore. Quindi è quello che è stato il mio obiettivo prima di raggiungere avere il diploma. Bravissimo. Quello che è il punto, l'obiettivo. L'università o quelle di penso. Bravo, siamo felici per te e siamo felici Grazie, noi ragazzi. della tua esperienza. E in bocca al lupo per domani, in bocca al lupo. Ciao. Allora passiamo a un altro centro. Dai, grazie a Emilio, grazie a Sedubà e grazie a Gepi. Passiamo a Gianluca. Così passiamo a Gianluca, ok. Ci liberiamo di questo impegno, diciamo così. Buonasera a tutti. L'ilarità insomma pervade questo studio, ha invaso. Allora Gianluca, abbiamo fatto una panoramica, tu rappresenti un centro importante e lo dirigi ormai da anni, un centro che ha avuto
vicissitudini importanti per la quantità e per la quantità di soggetti ospitati, ma soprattutto per la qualità degli interventi che nel corso degli anni tu, ma soprattutto l'equipe che dipende da te, ha portato avanti. Qual è stata la difficoltà? Come vi siete trovati quando da un giorno all'altro avete dovuto ricalibrare tutti i vostri interventi, avete dovuto adeguarvi al distanziamento sociale in un centro che eravate abituati a vivere gomito a gomito, come è normale che fosse in un centro di medie dimensioni? Cosa è cambiato in questo e quanto delle difficoltà che questo ha prodotto lentamente va ritornando alla normalità? Molto sinteticamente, Gianluca, perché c'è la partita di stasera, quindi devi andare subito. Allora, innanzitutto volevo correggere Donato, noi siamo in provincia di Brindisi, non di Lecce. Ho detto Lecce? Comunque, allora, diciamo che noi come zona, la Puglia è stata un poco meno toccata dai contesti di cui sentivamo prima, però proprio la nostra zona ha avuto un picco iniziale all'inizio del lockdown di molto forte. Considerate che Carovigno, che conta 19.000 abitanti, nei primi giorni del lockdown ha avuto 8 morti e più di 40 contagiati, quindi ci siamo trovati immediatamente a dover affrontare un problema che avevamo a 1 chilometro dalla struttura. Secondo le disposizioni della prefettura e di tutto, abbiamo immediatamente attuato tutte quelle che erano le disposizioni governative come distanziamento, uso di DP, che fortunatamente, devo dire, noi avevamo in magazzino, in ambulatorio, e quindi abbiamo dovuto praticare poco per recuperarle. C'è stato il blocco delle uscite, perché adeguatamente agli italiani anche gli stranieri potevano uscire semplicemente per necessità, per lavoro o altre piccole esigenze, però diciamo che la struttura di Carovigno al suo interno riesce a soddisfare quelle che sono le esigenze sia di vitto che sanitarie. Quindi abbiamo ridotto le uscite degli ospiti solo ed esclusivamente al lavoro. Quindi abbiamo recuperato tutti i contratti di lavoro, abbiamo fatto rilasciare le autorizzazioni dalla prefettura e considerate che un 20% dei nostri ospiti riuscivano ad uscire. Nel contempo purtroppo abbiamo dovuto bloccare tutte le attività che vengono fatte normalmente in struttura e abbiamo dovuto chiudere tutte quelle che erano i luoghi di ritrovo dei ragazzi normalmente, parlo della palestra, della sala ludica, della moschea, della chiesa cristiana, dei campi di calcetto e di pallacanestro. Quindi i ragazzi si sono trovati dall'oggi al domani letteralmente a non poter più effettuare alcuna attività all'interno della struttura. Piano piano diciamo che la situazione è andata migliorando. Abbiamo ripreso i corsi professionali che i ragazzi facevano al di fuori della struttura tramite appunto gli apparecchi telematici, quindi i collegamenti Skype e quant'altro. Piano piano abbiamo ripreso anche la scuola all'interno della struttura, avendo tra l'altro la possibilità di poterla fare all'aperto e quindi riuscendo a garantire tutti i distanziamenti possibili e immaginabili. Da un mesetto a questa parte diciamo che i ragazzi ricominciano a vivere la normale vita che si faceva prima. La situazione sanitaria qui è totalmente cambiata e quindi piano piano stiamo tornando alla normalità. Tutti stiamo ritornando alla normalità. Grazie Gianluca. Vediamo di ribeccare Francis. Vediamo se sempre Francis, per dare quella precedenza. Francis, vediamo. Francis, ci sei? Ci sei Francis? Ci senti? Francis, parla. Ne hai facoltà. No, ma non ci sente. Non ci sente, Francis, non ci sente. Non ci sente. Il collegamento non ci sente, Francis. Poi lo faremo dopo, eventualmente, e vabbè. a margine della WhatsApp, trasmissione vediamo se lo riesco sistemeremo. Sue. Eccola qui. Dai. Ciao.
Allietaci, dai. Dici cose Cosa volete belle. sapere? Dici cose belle, dici che è andato tutto bene, che sta andando benissimo, che come tutti gli altri operatori di Aquarinto hai lavorato in maniera eccezionale. Lei è Dai. direttrice di un centro gestito da Cometa. Lei è direttrice, operatore, allora va bene, tu sei direttrice, quindi vabbè, ma tutti gli operatori hanno pure lavorato in maniera eccezionale, nonché i dirigenti, i referenti. Dai. Diciamo che finalmente nelle ultime settimane abbiamo ricominciato a respirare e quindi ci sentiamo tutti più sollevati, perché effettivamente anche qua in Lombardia, nonostante ormai dire Lombardia faccia paura, uno spauracchio, si è ritornati gradualmente, stiamo ritornando gradualmente alla normalità. Sono stati mesi difficili, mesi di paura condivisa, quindi tra noi, tra gli operatori e gli utenti, la paura che mano a mano cresceva quando si sentiva della situazione in Lombardia, quindi ci si sentiva sempre più vicini alla crisi, fin da Codogno. Cioè io mi ricordo il 20, il 21 febbraio, già sentivo le notizie, ho detto se a Codogno sicuramente sarà anche a Milano, e così è stato. I dati poi hanno confermato la pandemia. È stato difficile sensibilizzare gli utenti a rispettare, come tutti gli italiani, tutti ormai poi a livello mondiale, le restrizioni, quindi tenerci anche aggiornati sui vari decreti che venivano emanati, quindi le varie disposizioni, sempre in accordo con la prefettura che poi rispecchiava i decreti. E finalmente adesso nelle ultime settimane, sempre mantenendo un po' la guardia, devo dire che stiamo sempre molto attenti, perché la situazione in Lombardia ancora non sembra così diciamo sotto controllo al 100%, quindi continuiamo a sensibilizzare per l'uso di dispositivi, le mascherine, norme igienico-sanitarie, che devo dire che adesso stiamo tutti rispettando, gli utenti stanno rispettando, quindi siamo tutti più sollevati dopo questo periodo un po' così, chiusi a campana. Dai, anche noi siamo più sollevati dopo che ti abbiamo ascoltato, dai. Sì. Lei ha fatto un grande lavoro, hanno fatto un grande lavoro, devo dire. Un po' in apnea, sì, un po' in apprensione. Sì. Dai, proviamo a risentire Francis, mi sa che abbiamo qualche problema di collegamento, non ci senti? Ci senti? Sì. Ti sentiamo a tratti. Sì, ti sentiamo. Sì. Oh, abbiamo Francis finalmente. Non so se mi sentite. Sì, ti sentiamo adesso, Francis. Non so se hai sentito te noi prima. A Milano, nel centro di via Fantoli, allora siamo stati uno dei primi centri di Milano ad avere casi Covid. Sì. Marzo, diciamo che la situazione è stata monitorata bene della TS Milano, quindi all'inizio del mese di marzo abbiamo avuto 7 casi. Francis, va bene, dai. Grazie, salutiamoci, Francis, perché purtroppo si sente malissimo. Abbiamo capito un po' che la Grazie, situazione Francis. è stata grave, ma l'abbiamo risolta anche lì. Francis, grazie. Ci vediamo lunedì, ragazzi. Ci vediamo lunedì pomeriggio. Ecco, sei contento che viene Donato? E vi libero. Che contento. Dai. Diamo la parola a Massimo da Nicotera. Andiamo da Nicotera, da Massimo. Provincia di Vibo Valentia. Cediamo la parola a lui. Dai, Massimo. C'hai l'immagine bloccata. Buonasera a tutti. Ecco. C'è l'immagine bloccata, ma ti sentiamo, va bene. Mi sentite? Sì? Sì, forte e chiaro. Niente, noi questa volta mi sento di dire che la Calabria, che è sempre l'ultima, siamo stati bravi, siamo stati i primi, perché abbiamo avuto pochi casi, diciamo. Il centro, inizialmente, ragazzi, hanno avuto difficoltà a capire questa problematica, a dire il vero. Abbiamo dovuto lottare insieme a tutto lo staff psicosociale, anche il legale mi hanno dato una mano, perché non riuscivano a capire che dovevano realmente restare dentro. Poi abbiamo avuto anche un caso a Nicotera, quindi la paura è ancora maggiore, perché questo è stato un caso di un cittadino che è venuto da fuori ed è stato in quarantena. Beh, tutto sommato si sono comportati benissimo, perché poi si sono sicuramente tra di loro
come dire, sentiti e quindi hanno capito la problematica seria e quindi hanno rispettato, devo dire la verità, tutte le informazioni che ci sono state date prima dal nostro datore di lavoro. Noi poi abbiamo dato a loro con una serie di, anzi abbiamo anche trasmesso dei video proprio per abbiamo riprodotto dei video che davano queste informazioni che sappiamo tutti, insomma, lavarsi le mani, mascherine e quant'altro, la distanza sociale. Noi abbiamo la cucina, per cui cuciniamo nel centro e quindi abbiamo dovuto proprio fare degli schemi sul pavimento per mettere sia i tavoli e sia la distanza dagli operatori che servivano a mensa. Che dire, ora sembra che stiamo tornando alla normalità, ce lo auguriamo, perché insomma anche loro restare chiusi non è stato semplice, non è stato facile. Noi li abbiamo aiutati perché abbiamo continuato con la scuola, col CB, alle lezioni a distanza, quindi un gruppo di persone sono state sempre impegnate. Devo ringraziare anche la scuola del posto, il CB, che insomma sono stati molto bravi, e con la nostra professoressa che li ha seguiti anche se avevamo queste misure da adottare. Quindi diciamo tutto bene, speriamo di ritornare alla vita normale. Ci stiamo tornando, dai, piano piano. Pian pianino. Qua magari ci è venuto più facile, a noi al sud, lì un poco più problematico, al nord, a Milano, in Lombardia, questo in ci Piemonte. dispiace. Ma a noi sembra che siamo stati fortunati, dai, molto fortunati, Sì, giusto? sì, direi di sì. Alla fine, Alla fine sì. Non vorrei commettere l'errore di star parlando come se il problema fosse completamente superato. E in realtà, ecco, siamo, diciamo, in una terza fase, c'è la quarta che ci vedrà evidentemente, come ci auguriamo, ritornare alla normalità completa. Qualcuno di voi poco fa l'ha detto, non ricordo chi fosse, forse Suea. La cosa importante è che rispetto alle prescrizioni sui dispositivi anticontagio e sulle precauzioni che sul distanziamento poi rappresentano il primo elemento di limitazione di diffusione del contagio, l'equipe di ciascun centro non molli di 1 millimetro sino a che il problema non sarà soltanto un lontano ricordo. Questo lo chiedo come evidentemente come dirigente dell'associazione presso cui tutti noi siamo impegnati. Non è molto diverso dal discorso che faccio rientrando a casa ai miei figli, peraltro, per cui continuiamo così, non molliamo, ma sempre occhi aperti e massima attenzione a tutte le attività che realizziamo all'interno dei centri. Quindi rientriamo alla normalità con la gradualità necessaria. Dobbiamo anche essere in grado di spiegare ai nostri interlocutori che questo è un processo che evidentemente per il quale evidentemente occorrerà del tempo, ma l'obiettivo è tornare a far sì che questo sia solo un brutto e lontano ricordo. Grazie ancora. Aspetta, possiamo concludere con un auspicio da parte di tutti, il saluto e l'auspicio brevemente, così ci salutiamo Assolutamente tutti. sì. Allora, Assolutamente ritorniamo sì. ad Alpignano. Ma l'auspicio è quello di superare questa ulteriore fase e di veramente ritornare alla completa e assoluta normalità. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutti i colleghi che in diverse parti d'Italia, e non ultimi anche i colleghi degli SPRAR della nostra provincia di Agrigento, per tutto quello che fanno ogni giorno e per come hanno affrontato questa complicatissima situazione. Ricordo poi che oggi è la giornata mondiale del rifugiato e noi ci fregiamo del fatto che ogni anno, sin dalla sua istituzione, abbiamo sempre celebrato questa giornata con delle attività che quest'anno purtroppo non abbiamo potuto porre in essere per le questioni che ci siamo detti.
però abbiamo fatto questa sperimentazione che comunque ci ha dato l'occasione di collegarci tutti, di vederci e di condividere qualche riflessione, per cui appunto non tutti i mali vengono per nuocere. Sì, ha già detto praticamente tutto Emilio. Io da parte di Seduba penso che lui si auguri di passare l'esame brillantemente. Io personalmente mi auguro che non ci sia più la necessità di stare così tanto separati, distanti, perché penso che il nostro lavoro, ma l'essere umano necessiti vicinanza e calore, per cui mi auguro questo. Va bene, passiamo, grazie. Grazie a tutti allora. Allora, ci salutiamo. Ci salutiamo. È stato bello. Grazie a tutti. Prossimamente di rinnovare e a presto. un'esperienza del genere. Ciao a tutti. Aspettate che vi faccio un'inquadratura d'insieme. Ciao a tutti. Ragazzi. Buon lavoro. Io avevo Mimmo, avevo l'avvocato e avevo lo psicologo come sostegno. Ah, bene. Buonasera a tutti. Ciao Mimmo, ciao ragazzi, ciao, a buona presto. serata. Ciao. Sabato sera. Ciao a tutti. Ciao. Bene, riprendiamo dallo studio una trasmissione sicuramente interessante con tanti spunti su cui potremo avere modo di riflettere, particolarmente interessante per l'esperienza che hanno vissuto e che hanno raccontato. Sono stati collegamenti con i centri gestiti direttamente dalle varie associazioni. Brevemente vi daremo appuntamento con le nuove opportunità che Acquarinto ci darà, però prima di concludere vorrei porre una domanda brevissimamente, perché già abbiamo ampiamente dibattuto il problema. Quale sarà il futuro, Donato Notolica? Se sapessi in generale allora io posso augurarmi alcune cose, questo sì, non posso prevederle. Posso augurarmi che si riprenda a lavorare ad un sistema di accoglienza integrato che dal 2001 al 2018 insomma ha con molti sforzi prodotto risultati eccezionali, ha costituito un modello preso da esempio in tutta Europa per coloro i quali volessero fare accoglienza nei confronti di cittadini stranieri titolari di protezione internazionale, e mi auguro che questo sistema possa riprendere ad essere perfezionato attraverso anche un intervento normativo che sia assolutamente più illuminato rispetto ai soggetti a cui si rivolge. Noi siamo spesso prigionieri del nostro tempo. Io ritengo che, e concludo, ci siano degli errori che l'uomo commette di cui si accorge dopo 3-4 generazioni. Ecco, in questo momento secondo me ne stiamo commettendo uno, ed è fare un passo indietro rispetto al sistema dell'accoglienza, facendo finta che sia un problema come un altro, anziché dare la giusta misura e il giusto peso ad un'epopea, no? Che è figlia dei cambiamenti, delle crisi, della povertà, ma anche dei cambiamenti climatici, che sarà il prossimo tema delle migrazioni forzose, dicono così almeno gli esperti. Allora ecco, cerchiamo di aprire gli occhi e guardare adesso ciò che sta succedendo sotto il nostro naso, perché poi parlarne tra 40 anni per recriminare sarebbe antipatico, soprattutto quando dovremo rispondere alle domande dei nostri nipoti. Bene, ringraziamento anche per Alessandro Tedesco, che ha fattivamente collaborato nei collegamenti, nel coordinamento della trasmissione. Ecco, do a lui brevemente la parola per chiudere questo nostro interessante approfondimento. Oggi giornata del rifugiato, giornata mondiale del rifugiato. Alessandro, a te la parola. Dopo le autorevoli parole di Donato io non posso che salutare. Il sistema di integrazione diffuso è il sistema che effettivamente premia l'integrazione, premia la multiculturalità,
ed è quello a cui si dovrebbe puntare. Speriamo che prossimamente infatti i governi che si succederanno, questo governo prenda provvedimenti in tal senso. Non ci possiamo augurare che questo. Assolutamente così. E noi non possiamo fare che continuare l'ottimo lavoro che stiamo facendo. Grazie. Bene, vi diamo Grazie. appuntamento alle prossimi approfondimenti che organizzeremo tra TVA, l'associazione Aquarinto in materia. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti, buona giornata e arrivederci. Hadamare menchuwatu okilisi lagana. A stile guardo mondo e dindo mondo si perde e che te investi notte mare a diverso okilisi lagana. A stile guardo mondo e dindo mondo si perde e che te investi notte mare a diverso